Da teatro di tragedie a campo di battaglia per la politica. In A4 si continua a morire e continuano a fioccare gli incidenti. Il commissario straordinario per l'A4 e presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, non promette miracoli per la terza corsia, un'opera la cui realizzazione è ormai ritenuta indispensabile. I miracoli non li possiamo fare. In questa legislatura si completerà la terza corsia della 4, ma ripeto, in questa legislatura accelereremo, anche alla luce di questo ennesimo incidente, la collaborazione con le forze dell'ordine per i controlli in autostrada. Il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, che assieme alla protezione civile oggi ha dovuto fare i conti con l'ennesima invasione di traffico nelle strade provinciali dopo il blocco autostradale, rilancia. Ormai di corsie ne servono 4, fa sapere Muraro, poi accelera per l'ingresso delle province nella gestione delle autostrade del nord-est, in quanto territori penalizzati dalla presenza di grosse arterie viarie. Ma Tondo frena. Non credo che sia la presenza del Presidente della provincia di Treviso in Consiglio di amministrazione a far sì che un incidente possa o non possa verificarsi. Mi sembra un po' una strumentalizzazione di un problema.